Venerdì 9 novembre, buona giornata, ben ritrovati su Rete Veneta in Focus TG, il nostro spazio di informazione e aggiornamenti fino alle 13:30 che si occuperà evidentemente della cronaca del territorio. Abbiamo un'ampia pagina ancora purtroppo di lutti sulle strade e non solo. Parleremo di una protesta in stazione a Mestre che è avvenuta questa mattina, poi molta cronaca, il tema della scuola ovviamente, dei rincari del gas, la festa della Madonna di Monteberico ieri con grande afflusso di pellegrini, ovviamente anche la mostra del cinema di Venezia, qualche cenno anche a delle iniziative sportive, gli spettacoli e quant'altro dovesse arrivare in questi 90 minuti insieme. Evidentemente la notizia non solo qui in Veneto, ma la notizia nel mondo è la morte della regina Elisabetta II. Ieri la notizia è stata comunicata ufficialmente alle 19:30, la morte della regina sul trono da 70 anni, risaliva invece qualche ora precedente nel corso del pomeriggio. Oggi le subentra il figlio, il principe Carlo, che non sarà più principe ma re Carlo III, e fra una decina di giorni invece i funerali secondo il rigido e tradizionale protocollo che è stabilito da secoli dalla corona inglese per la traslazione della salma della regina dalla Scozia, dove si trova poi a Londra, fino alla sua sepoltura. Bandiera mezz'asta oggi, ad esempio, in comune a Vicenza, questo è Palazzo Trissino, il comune fa sapere in una nota di averlo esposto come segno di cordoglio per la scomparsa di una donna che ha dedicato la vita al servizio della Gran Bretagna, rimanendo punto di riferimento non solo per il popolo inglese, ma anche per il popolo intero. La morte della regina, dopo 70 anni di regno, ha dunque scosso il mondo. Abbiamo raccolto alcune voci di cittadini in centro a Padova. Le prime parole nella serata di giovedì, non appena si diffonde la notizia della morte della regina Elisabetta II, arrivano dal sindaco di Padova Sergio Giordani, una donna che ha segnato un'epoca ed esprime le condoglianze ai cittadini britannici che vivono a Padova. Anche Montegrotto Terme saluta la sovrana per eccellenza con un'insegna luminosa, Goodbye Elizabeth, ma a ricordarla è soprattutto la gente comune. Mi piace perché c'era da quando io ero nato, per cui alla fine diventa come una cosa di famiglia, insomma. Quindi mi è dispiaciuto molto, insomma, credo come a tutti. È un evento storico di sicuro e diciamo che è venuto anche un attimo in modo inaspettato, perché è stato molto rapido come decesso, e anche se poi è stato comunque anticipato dalla sua malattia, vari ricoveri che si sono sentiti durante il telegiornale. Sì, di sicuro che è una figura storica. Le dispiace? Capisci, perché siamo nati con lei, è finita così. No, auguriamo tutto il bene del mondo a tutti i suoi parenti. No, mi dispiace. La morte di un mito è finita, sembrerebbe sia finita un'epoca, non sarà sicuro, però mi è dispiaciuto molto, sì. Mi dispiace molto perché noi eravamo, noi di Sri Lanka, e sotto della Inghilterra dal 2000, prima di 1948, siamo sotto inglesi, però noi stavamo bene con loro. Dispiace un Mi mito? dispiace molto, sì, non lo sapevo, io stavo partecipando ad un festival di chitarra classica qui a Padova, è una brutta notizia. Mi dispiace. Sicuramente è stata una figura importante e pace all'anima sua, nient'altro da dire. Mi spiace, anche perché questo stesso anno è mancata mia mamma, quindi quest'anno sicuramente me lo ricorderò. E poi ricordiamo che anche nel nostro territorio veneto ci sono molti cimiteri di guerra inglesi, sparsi soprattutto nella zona pedemontana, ma non solo, a
ricordo e a custodia appunto delle vittime britanniche del primo, soprattutto del primo ma anche del secondo conflitto mondiale. Vediamo la cronaca locale, la cronaca nostrana sarà effettuata nei prossimi giorni, l'autopsia sul corpo di Erika Fantinato, la 54enne che l'altra mattina è stata travolta e uccisa da un furgone a San Giorgio delle Pertiche mentre faceva jogging. Le sirene spiegate dell'ambulanza, la mamma che non tornava dalla corsa, il dramma in cui è piombata la famiglia di Erika Fantinato, la 54enne travolta e uccisa mentre faceva jogging ieri mattina in una strada di Cavino di San Giorgio delle Pertiche, è iniziato alle 6:30. Erika Fantinato era solita uscire per la corsa mattutina, ma ieri per la prima volta stava facendo tardi. La donna stava percorrendo via Brenta nello stesso senso di marcia del furgone che l'ha investita. Si trovava sul lato destro della strada. Secondo la testimonianza dell'autista si sarebbe spostata all'improvviso verso il centro, forse in un tentativo di cambiare percorso o semplicemente per attraversare, e qui sarebbe venuto l'impatto impossibile da evitare. In quel punto non ci sono telecamere, quindi ulteriori indicazioni sulla dinamica dell'incidente potrebbero arrivare dalle perizie tecniche e soprattutto dall'autopsia sul corpo di Erika. L'esame è stato disposto dal pubblico ministero di turno che vuole capire se l'impatto con il furgone sia stato laterale o da dietro. La 54enne mamma di 3 figli è morta sul colpo dopo aver battuto la testa sul parabrezza, poi è stata sbalzata nel fossato. A terra anche un paio di cuffiette, forse quando è stata investita stava ascoltando della musica. L'autista del furgone è un 34enne romeno sottoposto all'alcol test, è risultato negativo, al momento è indagato per omicidio stradale. Il pubblico ministero sta valutando anche l'omissione di soccorso perché non ha tentato di tirare fuori la donna dall'acqua del fossato, ma lo hanno fatto i vigili del fuoco. Erika, amata dai figli e dal compagno Roberto, era originaria di Cadoneghe, aveva vissuto a Cairano San Marco, poi ad Imene e da poco tempo si era trasferita a San Giorgio delle Pertiche. Stimata e ben voluta al lavoro, ora la famiglia attende il nulla osta della procura per fissare la data dei funerali. Un altro incidente poche ore fa, alle 9:20 di questa mattina, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Mura San Daniele a Lonigo per un'auto finita contro il muro di recinzione di una casa di cura dopo la perdita di controllo del mezzo da parte del conducente che purtroppo è deceduto nell'incidente. I pompieri, arrivati dal locale di staccamento, hanno messo in sicurezza la Fiat Panda. All'interno c'era il 70enne senza vita, come ha accertato il medico del SUEM. La polizia locale è arrivata sul posto per i rilievi. Le operazioni dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un'ora. Lutto cittadino oggi a Volpago del Montello, in provincia di Treviso. Il sindaco Paolo Guizzolo ha proclamato, in concomitanza con la celebrazione dei funerali del consigliere comunale Lucio Panziera, previsti per le 15:30 nella chiesa di Venegazzù. Le attività commerciali e i pubblici esercizi sono stati invitati al parziale abbassamento delle serrande. In concomitanza con la cerimonia funebre, gli edifici pubblici terranno le bandiere a mezz'asta listate a lutto, così come sarà il gonfalone municipale. Panziera, 52 anni, ha perso la vita lo scorso 1 settembre travolto da un'auto mentre in scooter stava rientrando a casa. Ora nel Bellunese i carabinieri di Trichiana, col supporto dei colleghi di Feltre, hanno individuato il presunto autore dell'investimento di 2 ragazze avvenuto il 15 agosto scorso a Limana. L'attività è stata svolta partendo dai frammenti raccolti sul posto dell'incidente, i cui codici hanno permesso di risalire al modello dell'auto che è stata sequestrata. Il veicolo appartiene a un bellunese ed è compatibile con il fatto accaduto e con i frammenti raccolti. 281 sono state le auto incrociate dalle immagini di lettori targa e telecamere che hanno permesso così di restringere la ricerca. Il proprietario del veicolo si sarebbe giustificato spiegando di non aver compreso di aver investito 2 ragazze. Sempre i carabinieri, stavolta invece a Santa Giustina, hanno scoperto una tentata truffa ai danni di un cittadino che voleva vendere un veicolo che i raggiranti stavano per pagare con un assegno poi dimostratosi falso del valore di 41.000 euro. Tra poco parleremo anche di Suor Maria De Coppi, uccisa l'altro giorno in Mozambico in un attentato nella sua missione. È ancora grande il cordoglio anche per questa morte. Facciamo una pausa pubblicitaria, a tra poco ancora Focus TG.
12 minuti dopo mezzogiorno, ancora ben ritrovati in Focus TG su Rete Veneta. Parliamo, come anticipato, di Suor Maria De Coppi, la missionaria uccisa l'altro giorno in Mozambico dopo quasi 60 anni di servizio nel paese africano. È stata uccisa in un attentato. Oggi nella località di Carapira i suoi funerali. In contemporanea nella chiesa di Ramera alle 18:30 ci sarà una messa di suffragio presieduta dal vescovo di Vittorio Veneto, Monsignor Corrado Pizziolo. Quello che vi facciamo sentire adesso nel servizio è l'ultimo messaggio vocale inviato a Suor Maria poco dopo l'assassinio dalla direttrice dell'ufficio missionario di Vittorio Veneto, Maria Grazia Salmaso. Volevo sentirti per capire come stai tu, se tutto va bene, se tu sei stata coinvolta o meno. E preghiamo per voi, per tutti loro, speriamo in conseguenze buone. Un abbraccio fortissimo, dammi tue notizie se puoi. Prego. Un messaggio questo che non riceverà risposta. Suor Maria infatti era già morta. Giaceva sul pavimento della chiesa con il suo cellulare accanto. Dall'altra parte della linea infatti sua nipote, testimone dell'assassinio. Mi sembra che mentre succedeva l'evento Suor Maria fosse al telefono con questa parente, questa nipote, che è lei stessa una comboniana e che probabilmente ha sentito tutto quello che è accaduto. Ed è lì in Mozambico, la terra a cui è dedicato la vita, dove sarà sepolta Suor Maria De Coppi. Domani il funerale nel cimitero di Carapira, dove a salutarla per l'ultima volta sarà la sua grande famiglia africana. Nell'ultimo saluto sarà presente anche l'altra sua famiglia, quella italiana. Chilometri e chilometri di distanza, un mare e un cielo tra due continenti che mai come oggi sono stati così vicini in nome di Suor Maria. Noi faremo una celebrazione più o meno parallela, diciamo, a Ramera, domani alle 6:30, presieduta dal nostro vescovo Corrado, e insieme alla famiglia, ai parenti e a chi vorrà partecipare, per essere vicini, insomma, anche al Mozambico in questo momento. E sempre nella chiesa di Ramera, mercoledì prossimo alle 20:30, il vescovo Corrado celebrerà una veglia di preghiera. Santa Lucia e Mareno di Piave, domani il lutto cittadino per entrambi i comuni dove Suor Maria è nata e cresciuta, luoghi che la porteranno sempre nel cuore. Con il collega di Mareno, Cattai, ci troveremo domani sera per la Santa Messa in ricordo di Suor Maria, visto che la cerimonia funebre si svolgerà in Mozambico. Sarà un momento importante non solo per il ricordo, ma per cercare di dire a voce alta quanto queste persone rappresentano un esempio straordinario nella nostra vita. Questi sono dei giganti della nostra società. Spesso la nostra società ricorda soltanto i fenomeni che fanno spettacolo, e invece dovremmo ricordarci di più di queste persone che nel silenzio lavorano per gli altri con grande dedizione, cura, attenzione, e questo è davvero un ricordo speciale per questa donna speciale. I riferimenti cronologici erano ovviamente riferiti alla giornata di ieri, quando è stato confezionato il servizio, il funerale oggi, contemporaneamente oggi la messa di suffragio. Si è sentita male, è caduta in casa sua, non riusciva più a rialzarsi. È la storia di un'anziana che per fortuna ha avuto un lieto fine grazie all'intervento dei poliziotti. Un'anziana signora è stata soccorsa da una pattuglia delle volanti. L'allarme nella scorsa notte è arrivato da un cittadino che sentiva gridare da un condominio di via Palemone. Gli agenti arrivati sul posto hanno individuato l'appartamento da cui provenivano le richieste d'aiuto e hanno constatato l'impossibilità di entrare all'interno attraverso la porta che era blindata. Rimanendo in contatto dall'esterno dell'appartamento con l'anziana, che si lamentava per essere caduta e per non essere più in grado di rialzarsi, gli agenti l'hanno tranquillizzata in attesa dell'arrivo dei sanitari del SUAM 118 e dei vigili del fuoco, che grazie all'autoscala sono riusciti ad entrare da una finestra e raggiungere l'anziana, che è stata subito soccorsa. Torniamo a parlare di incidenti stradali, questa volta uno scontro tra due auto a Piombino Dese nel Padovano. 3 i feriti, in gravi condizioni una donna, ferita anche la figlia di 8 anni. Erano le 17:30 di giovedì quando in via Molinella a Piombino Dese si sono scontrate 2 auto, una Ford Focus condotta da un uomo residente a Treviso di 64 anni e una Renault Clio con una famiglia a bordo.
Ad avere la peggio la piccola utilitaria. Nel violento impatto la Clio, infatti, finiva la sua corsa contro la recinzione di un'abitazione, cappottandosi. Le 3 persone a bordo, un uomo di 43 anni di Piombino Dese, la compagna 36 anni e la figlia di quest'ultima 8 anni, sono rimaste incastrate all'interno e sono state liberate grazie all'intervento dei vigili del fuoco. Sul posto 2 ambulanze del SUEM e gli agenti della polizia locale del Campo Sampierese. Molto gravi le condizioni della donna trasportata in elicottero all'ospedale di Padova. La bambina e il compagno della mamma sono stati invece condotti al pronto soccorso di Campo Sampiero. Indagini sono in corso per stabilire l'esatta dinamica dell'incidente. Nell'estate 2011 2 coniugi padovani morirono nelle acque del mare Adriatico in Croazia. A 11 anni di distanza è stata arrestata una giudice che aveva assolto l'imprenditore croato Horvan Tincic, che era alla guida del motoscafo che aveva investito i 2 padovani. Arrestata con accuse di corruzione la giudice croata Maja Supe, che nel 2018 aveva assolto l'imprenditore Tomislav Horvan Tincic nel processo in cui era imputato per aver causato la morte dei coniugi padovani Francesco Salpietro e Marinelda Patella. L'incidente era avvenuto nell'agosto del 2011 in Dalmazia, dove il tycoon era al comando di un potente motoscafo che ha travolto la barca dei 2 padovani. Una soluzione che fece molto discutere al di là e al di qua dell'Adriatico. L'arresto del giudice per altre vicende non legate al processo dei coniugi padovani getta un'ombra di sospetto anche su quella vicenda. Dopo la soluzione del 2018, Horvan Tincic fu condannato definitivamente per omicidio a 4 anni e 10 mesi di carcere, dal quale però esce spesso in virtù di permessi per motivi di salute. Sono passati più di 2 mesi dalla tragedia della Marmolada. Il 3 luglio scorso si è conclusa la raccolta fondi per Karen ed Ettore, i ragazzi che quel giorno hanno perso entrambi i genitori. Raccolti quasi 130.000 euro per aiutare Karen ed Ettore, i figli di Erika Campagnaro e Davide Miotti, la coppia cittadellese che ha perso la vita nella frana del ghiacciaio della Marmolada lo scorso 3 luglio. 1.778 i donatori, tra loro normali cittadini, associazioni e aziende che hanno deciso di dare un futuro più sereno ai 2 ragazzi. Lei, 24enne, lui, 16enne. La raccolta fondi si era data un obiettivo di 50.000 euro raggiunto dopo sole 72 ore all'apertura della sottoscrizione sul portale Rete del Cuore. Il più grave incidente nel Parco dei Colli Euganei, quello accaduto a Rovolone. Un automobilista ha investito e ucciso 8 piccoli cinghiali. Sono tutti morti sul colpo gli 8 cinghiali investiti da un'auto, una BMW, che stava percorrendo la provinciale che collega Bastia a Cervarese e Santa Croce verso le 4 della scorsa notte. Cinghiali rossi, spiega Riccardo Masin, presidente del Parco Colli, che con i carabinieri in queste ore ha provveduto al recupero delle carcasse. In quella zona comunque abbiamo già censito degli attraversamenti dal colle che scendono verso la pianura alla ricerca d'acqua, perché quello è il problema ancora in questo momento, dove scendono alla ricerca d'acqua. Sono stati investiti 8 esemplari, catalogati sulla tipologia tecnica rossi, quindi sono esemplari di circa una ventina di chilogrammi. Sono morti tutti sul colpo. Illeso l'automobilista che percorreva la strada e andava a bassa velocità, fortunatamente. Anche l'auto ha riportato solo pochi danni. Cresciuti negli ultimi mesi gli attraversamenti anche nella zona dell'incidente, spiega Masin, di cinghiali alla ricerca di acqua. Abbiamo già attivato da qualche mese l'installazione dei dissuasori sui punti più importanti, proprio per evitare che ci siano ancora incidenti. Dei cartarifrangenti luminosi che lanciano un flash al momento dell'arrivo della macchina o del passaggio dell'animale, quindi hanno una doppia efficacia: uno, bloccare eventualmente l'animale nel passaggio ed allontanarlo, e in secondo luogo anche avvisare il guidatore che comunque in quella zona ci potrebbero essere dei passaggi di fauna selvatica. Restano i cinghiali la principale emergenza del Parco Colli, dove gli abbattimenti arriveranno a fine anno a 3.000 esemplari.
La cronaca ci porta a Vicenza con i controlli interforze a Campomarzo contro i bivacchi, il degrado a salvaguardia dei residenti e dei commercianti. Il questore ha emesso 2 fogli di via e 2 avvisi orali. Aree a rischio del capoluogo sorvegliate speciali, anche a seguito di segnalazioni pervenute da alcuni cittadini che hanno denunciato la presenza a Campomarzo di soggetti molesti che assumerebbero spesso comportamenti inurbani e a volte pericolosi per l'ordine e la sicurezza pubblica. Pattugliamenti e controlli interforze specifici sono stati disposti dal questore nella zona di Campomarzo, attualmente allestito come parco divertimenti per la festa patronale, a Piazza Matteotti, Piazzale Bologna, Via Gorizia e tutta la zona del Quadrilatero. Servizi che si sono concentrati nelle ore pomeridiane e serali per contrastare la presenza ingiustificata e talvolta illecita di soggetti che, intenti a bivaccare sulle panchine, a consumare alcolici, disturbano persone e attività commerciali. Alla fine dei controlli il questore ha disposto 2 avvisi orali e 2 fogli di via obbligatori. Fermato mentre cedeva eroina ad un cliente, è stato arrestato un 33enne in flagranza per detenzione di droga ai fini di spaccio. Arrestato in strada delle Beregane dai militari del NORM in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio, un nigeriano 33enne domiciliato in città, gravato da precedenti e sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di dimora nel comune di Vicenza. È segnalato quale assuntore di sostanze stupefacenti un cittadino italiano 37enne del Veronese. L'arrestato è stato sorpreso mentre cedeva 9 dosi di eroina per un corrispettivo di 80 euro ed è stato bloccato. Sottoposto a perquisizione personale è stato trovato in possesso della somma di 500 euro, ritenuta a provento di attività di spaccio. L'arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato portato in carcere a Vicenza in attesa dell'udienza di convalida. Ora nel Trevigiano, a Montebelluna, dove si sono verificati alcuni furti fotocopia di biciclette dai garage di una via che si trova a pochi passi dal centro cittadino. I carabinieri sono a caccia dei responsabili. Furti in serie di biciclette di valore all'alba di ieri in viale 11 febbraio nella zona sud-est di Montebelluna. 3 le biciclette del valore di alcune migliaia di euro portate via dai malviventi, con tutta probabilità una banda organizzata che ha messo a segno i colpi, replicando garage dopo garage il medesimo copione. Vittime i residenti della strada che si sono ritrovati i basculanti dei garage forzati e le biciclette di marca sparite. Sul posto sono stati fatti intervenire i carabinieri di Montebelluna che stanno ora esaminando i filmati delle telecamere di videosorveglianza pubbliche e private per cercare di ricostruire i movimenti in quella strada nelle ore in cui presumibilmente sono avvenuti i colpi e raccogliere elementi utili a risalire all'identità dei responsabili. Ancora cronaca tra poco, parleremo anche di una protesta questa mattina a Mestre, ma parleremo anche di alberi in fiore a ormai metà settembre. Incredibile ma vero, siamo andati a vederli. Tra poco, dopo la pubblicità. Le 12:28, sincronizzate gli orologi con Rete Veneta Focus TG ancora per un'ora con voi, con le notizie dal nostro territorio, aggiornamenti cronaca e cronaca proprio di questi minuti, una protesta in corso alla stazione ferroviaria di Mestre, dove vedo già la nostra Ilaria Marchiori attorniata dai manifestanti. Buongiorno Ilaria. Buongiorno allo studio, buongiorno ai nostri telespettatori. Ci troviamo qui a Mestre proprio di fronte alla stazione perché è in corso una protesta come vedete alle mie spalle ci sono vari rappresentanti sindacali per chiedere maggiore sicurezza sui treni anche per quanto riguarda il lavoro. Una protesta che non sta andando in scena solamente qui a Mestre ma anche a Venezia e Verona. Allora qui insieme a me c'è Eda Forner del coordinamento ferrovieri della Filt CGIL. Benvenuta Eda. Allora, innanzitutto perché ci troviamo qui oggi? Buongiorno a tutti, oggi stiamo scioperando per chiedere treni sicuri per gli operatori che ogni giorno vi lavorano, i nostri capitreno e i macchinisti, ma anche per tutti i viaggiatori che utilizzano il treno come mezzo di trasporto. Nei mesi scorsi noi ripetutamente abbiamo segnalato diverse criticità sul tema sicurezza e abbiamo registrato un innalzamento del livello di aggressività fisica e verbale nei confronti degli operatori che ogni giorno presidiano le nostre stazioni e i treni.
Tutte queste nostre segnalazioni sono però rimaste inascoltate e sono sfociate nel mese di agosto a livello nazionale in un'escalation di violenza che qui in Veneto si è tradotta nell'aggressione di 3 capitreno e di un operatore di vendita in servizio presso la stazione di Verona Porta Nuova. Aggressioni che vengono per quale motivo? Per diverse ragioni, alcune legate a normative vigenti in questo momento, pensiamo ad esempio ai decreti legati alla pandemia, all'utilizzo di mascherine, IDP di protezione, che a volte diventano materia di scontro fra gli operatori e i viaggiatori e molto spesso legate alle anomalie dal punto di vista commerciale, ovvero l'assenza dei titoli di viaggio, quindi viaggiatori sprovvisti di biglietto e che spesso non possono essere identificati o comunque non hanno intenzione di pagare il servizio per il quale stanno fondamentalmente prendendo il mezzo di trasporto. Ha detto che avete chiesto e segnalato più volte quello che stava succedendo senza ottenere risposta. A chi? L'ultima iniziativa che unisce quindi questa avvertenza nazionale ad una specifica a livello territoriale ha visto coinvolto il prefetto. Noi abbiamo scritto una lettera in cui abbiamo chiesto il coinvolgimento di tutti i soggetti che fanno parte, che devono interessarsi al tema della sicurezza, quindi non solo le aziende ma anche le forze dell'ordine e soprattutto la regione. Al momento però il nostro appello rimane inascoltato, non abbiamo per ora ricevuto risposta né convocazione. Ecco, grazie Ed. Allora qui con me c'è anche Francesco Morando della segreteria Will Trasporti regionale. Avete fatto le vostre richieste, avete segnalato quanto stava accadendo, siete appunto rimasti inascoltati. Oggi siete qui per lanciare un messaggio a chi? Allora il messaggio è duplice, lo vogliamo dare sia ai datori di lavoro, e qui le aziende coinvolte sono varie, e sia alle istituzioni a ogni livello. Quindi oltre al prefetto come autorità provinciale di pubblica sicurezza e alle forze dell'ordine, anche alla regione che è coinvolta nel trasporto pubblico e come. La situazione, vi ripeto, è duplice perché ai datori di lavoro, oltre a chiedere delle soluzioni organizzative, chiediamo anche di rendere sicure le stazioni, di controllare gli accessi alle stazioni, oltre che riqualificarle. Ricordiamoci che nei questionari di qualità che le aziende normalmente raccolgono, la percezione di sicurezza di un viaggiatore del treno è al 40%, così come al 50% la percezione di sicurezza nelle stazioni. È una situazione su cui riflettere, ma noi oggi non abbiamo tempo per riflettere. Noi abbiamo bisogno di provvedimenti, abbiamo bisogno di norme e abbiamo bisogno di soluzioni organizzative. Ecco, quando parliamo di aggressioni verbali lo sappiamo, ma anche fisiche, cioè proprio con anche ricoveri comunque in ospedale con prognosi riservate. Ma nella maniera più assoluta, ed è quello il dato veramente allarmante, perché le aggressioni fisiche sono una cosa che lascia dei segni indelebili nella persona. Parlavamo prima e anche nei giorni scorsi nelle assemblee che abbiamo tenuto con il personale, che quando si parla di aggressione fisica non si parla di un comune infortunio, si parla di un qualcosa che lascia dei segni anche a livello morale, anche a livello psichico, che talvolta durano per sempre. Ecco, quindi avete sentito quali sono le motivazioni, tra l'altro non sono gli unici episodi di aggressioni fisiche e verbali quelli che accadono sui treni, perché abbiamo visto anche nei mesi precedenti come accadevano queste aggressioni, avvenivano anche sui vaporetti a Venezia e molto spesso anche sugli autobus proprio per queste motivazioni. Dunque Edda, quali sono le vostre precise richieste? Allora sì, l'avvertenza dei ferrovieri oggi sicuramente si inserisce in un contesto più ampio che riguarda un intervento capillare su tutti i lavoratori dei trasporti, perché effettivamente qualunque figura coinvolta nelle attività a contratto con il pubblico, quindi nel front line, sta registrando un degrado della propria condizione di lavoro e un aumento dell'insicurezza. Per quanto riguarda l'ambito ferroviario, noi oggi chiediamo in modo chiaro, oltre a tutti gli interventi di cui abbiamo parlato prima, il coinvolgimento dei soggetti, anche di mettere in atto delle precise attività mirate di filtro in ingresso alle stazioni e di conseguenza sui treni, che però non possono essere demandate unicamente al personale aziendale, devono essere eseguite con il supporto delle forze dell'ordine e con l'istituzione e la costruzione di precise infrastrutture fisiche, banalmente quelle che chiamiamo tornelli. In Italia
la maggior parte delle città, pensiamo a Milano, a Firenze, presentano dei tornelli che limitano gli ingressi. Nessun capoluogo veneto presenta queste strutture. Città come Vicenza, Verona, Venezia, che fanno parte dei grandi centri del turismo, risultano non essere difese sotto questo punto di vista, e noi oggi ci chiediamo perché questo succeda. Ecco, la richiesta dei sindacati è molto chiara e semplice, dunque loro ovviamente non molleranno la presa, anche perché, come abbiamo sentito, tempo non ce n'è più. Le aggressioni sono aumentate, in particolare nel periodo estivo, abbiamo sentito, c'è stata un'escalation. Allora, se non ci sono altre domande dallo studio, io ringrazio Eda Forner della Filt CGL e Francesco Morando della segreteria Will Trasporti e restituisco la linea allo studio. Grazie Ilaria, grazie ai tuoi ospiti. Noi torniamo ad altre notizie di cronaca con un sequestro di 200.000 articoli di cancelleria da parte della Guardia di Finanza a Padova. Sarebbero finiti negli scaffali di cartolerie, supermercati e ipermercati i 202.000 articoli di cancelleria destinati a scuole e ufficio sequestrati dalla Guardia di Finanza di Padova presso un grossista della zona industriale della città. Si tratta di penne, pennarelli, matite e gomme, tutti prodotti di origine cinese privi di indicazione delle caratteristiche merceologiche indicanti la presenza di materiali o sostanze dannosi per l'uomo e per la sua salute, articoli privi anche dei dati relativi sia al produttore che all'importatore. Tutto il materiale è stato sigillato e sequestrato. Il rappresentante legale della società è stato segnalato alla Camera di Commercio di Padova per l'avvio del procedimento sanzionatorio. Ancora nel Padovano, ad Anguillara Veneta, ladri scatenati che hanno portato via il cibo. Hanno fatto man bassa di cibo, carne, verdura, pesce, formaggio e poi bibite, liquori e anche pentole posate. La razzia dei ladri nel capannone della Sagra di Borgoforte, frazione di Anguillara, a fare la scoperta del furto i volontari che da fine agosto sono impegnati nella gestione dello stand della Sagra. Mercoledì mattina hanno trovato serrature forzate e la dispensa vuota. La razzia è stata denunciata ai carabinieri. Nel frattempo è scattata la gara di solidarietà per recuperare cibo e consentire lo svolgimento della Sagra fino al 12 settembre, data di chiusura dell'evento, tornato dopo 2 anni di assenza imposti dalla pandemia. I temi della salute con il West Nile virus che ha fatto un'altra vittima nel Padovano. Un uomo di 54 anni di Massanzago era ricoverato in rianimazione a Campo San Piero. Aveva diversi problemi cronici, così il comunicato ufficiale dell'ULSS 6 Euganea. Il 54enne è morto nella rianimazione dell'ospedale di Campo San Piero a causa della febbre del Nilo, la temibile infezione da West Nile. Con la scomparsa dell'uomo domiciliato a Massanzago ma residente a Noale, salgono a 7 i decessi negli ospedali dell'ULSS Euganea, ai quali si aggiungono i 3 pazienti morti in azienda ospedaliera a Padova. In totale la provincia del Veneto più colpita resta Padova. Qui sono 173 i casi registrati, dei quali 79 forme neuroinvasive. Dopo il maltempo previsto nelle scorse ore, partiranno come da programma le disinfestazioni programmate nel quartiere di Camina, Padova, dove è stato registrato il 3° caso di dengue, un minorenne rientrato dalle Filippine che presenta fortunatamente sintomi leggeri. Non manca molto all'autunno e quindi alla campagna vaccinale. Arriva una notizia, quella di un accordo tra Federfarma Veneto e la Regione. In base a questo accordo ci sarà la possibilità di vaccinazione anti-influenzale in farmacia estesa a tutti i soggetti a cui viene normalmente offerta gratis se maggiorenni e senza fattori di rischio per patologia. Sarà direttamente la Regione Veneto a distribuire le dosi alle farmacie e la somministrazione sarà gratuita. Per i soggetti senza esenzione c'è un costo calmierato di €6,16 per la somministrazione, oltre al costo del vaccino che rimane invariato rispetto allo scorso anno. Andrea Bellone, presidente veneto di Federfarma, commenta che la rete delle farmacie è la soluzione ideale sia per la presenza capillare nel territorio sia per l'apertura molto ampia che garantiscono. Già oggi oltre
oltre ai tamponi e al vaccino anti-Covid, che naturalmente continuano, c'è l'impegno in campagne di prevenzione come screening del tumore al colon retto o le vaccinazioni anti-influenzali che stanno per tornare. Sabato 17 e domenica 18 settembre a Padova la giornata istituzionale dei medici, chirurghi, odontoiatri. Presentando l'evento, il presidente dell'Ordine dei Medici di Padova, Domenico Crisarà, torna sulla questione del numero chiuso a medicina. Il bisogno di medici negli ospedali e soprattutto negli ambulatori ha riaperto in questi giorni l'eterna polemica sul numero chiuso alla facoltà di medicina, dove proprio 2 giorni fa si sono svolti i test di ammissione. La rettrice Daniela Mapelli aveva criticato quanti propongono l'abolizione del numero chiuso perché andrebbe a discapito della qualità della formazione. Dello stesso parere anche il presidente dell'Ordine dei Medici di Padova, che si è espresso sul tema in occasione della presentazione della giornata istituzionale dell'Ordine dei Medici e chirurghi odontoiatri. Sono perfettamente d'accordo con la rettrice Mapelli, in quanto ed era chiaro e si è visto, e ripeto, quel rapporto lo rende assolutamente evidente già da tempo, che il problema non era nel numero dei laureati, il problema stava nel numero degli specializzati, cioè della possibilità di accedere ad una scuola di specialità da parte di un laureato. Negli anni scorsi si era creata una sacca di oltre 16.000 medici laureati, ma che non avevano spazio dentro le scuole di specialità e quindi vagavano o se ne andavano all'estero. Questa cosa è stata sanata solo da un anno. Stime e numeri che già erano stati previsti in un rapporto sulla programmazione del fabbisogno di personale medico redatto da Anao Assomed per il decennio 2014-2023. Si avrebbero 2 effetti deleteri. Una minore cura nella formazione del medico. E 2, un mercato del lavoro che gioca a ribasso, non guardando alla qualità del medico, ma guardando alla sua disponibilità ad essere retribuito o meno. Al centro del medico ci deve essere l'attenzione ai più giovani, che hanno sofferto molto la perdita di socialità nei mesi difficili del Covid, e i pazienti anziani più fragili. Nella visione del Consiglio di quest'ordine, il medico non ha una funzione solo all'interno dei muri degli ospedali o solo all'interno dei muri del suo ambulatorio, ma ha una funzione dentro la società in cui vive e quindi sia di riferimento e anche di dare ascolto, spazio ed essere un termometro di quello che sta succedendo. La giornata del medico si svolgerà sabato 17 settembre con una tavola rotonda dalle 10 alle 11 nell'abbazia di Santa Giustina e poi domenica 18 settembre al Teatro Verdi con un concerto diretto dal dottor Mirko Schilipiti, medico del pronto soccorso, a cui potrà partecipare anche la cittadinanza. Ora una pausa pubblicitaria, tra poco ancora collegamenti, notizie dal Veneto. State con noi. Ancora ben trovati in Focus TG. La scuola sta per aprire i battenti, il lunedì 12 la data ufficiale di inizio dell'anno scolastico, ma c'è anche chi ha cominciato prima, come a Vedelago e a Castelfranco. Vediamo. I ragazzi delle terze sono i primi ad uscire, la campanella suona alle 12:45 di giovedì 8 settembre. La scuola media di Vedelago al caro energia risponde con una prima campanella anticipata e la settimana corta. Da lunedì al venerdì un giorno a casa di più, anche presumo in questo periodo difficoltoso dal punto di vista mondiale, ci permette in qualche modo, non noi chiaramente, anzi anche i cittadini, perché tutto sommato le spese del comune sono a carico dei cittadini. Il gioco d'anticipo di 2 giorni rispetto a lunedì 12, quando partiranno tutte le scuole del Veneto, 4 sabati conteggiati durante l'anno e un piano di risparmio interno. Il Covid lascia in eredità classi all'avanguardia più tecnologiche, si userà meno carta, oltre alla LIN ci sono smart TV e digital board, ma mancano all'appello ancora 4 insegnanti, motivo per cui la dirigenza ha dovuto chiedere uno sforzo a quelli già in ruolo. Campanella anticipata anche all'Istituto Comprensivo di Castelfranco Veneto, diretto dalla professoressa Donata Sartor. Sapevamo che ci sarebbero state le elezioni, quindi già i ragazzi perdevano qualche giorno di scuola, poi c'è una settimana ad aprile in cui ci sono 2 giorni di lezione praticamente, ma per volontà anche regionale ci sono tante vacanze, poi in più c'è il patrono, per cui quella settimana era probabilmente lì avremmo avuto poca frequenza. Partire prima anche per non restare indietro dopo, una scelta che sia a Castelfranco che Vedelago ha trovato più di
di qualche detrattore, ma che visti i tempi è stata accolta da docenti e genitori positivamente, che potrebbe diventare fra qualche anno la normalità. Sabato è a casa, dai, facciamo così e sì, non è quello il problema comunque. Avevano anche tanta voglia di iniziare, per cui ci sta. Primo giorno, super emozionati, primo giorno di prima, fantastico, dai. Palpabile l'euforia tra i ragazzi tornati alla scuola della loro infanzia, quella fatta anche di abbracci, sorrisi e compagni di banco. Ho potuto vedere le facce dei miei compagni. Siamo emozionati di non avere la mascherina? Molto, abbastanza. Si respira adesso. Si sta tanto meglio. Qual è il tuo primo pensiero quando ti sei seduto sul banco? È di ritrovare i miei amici. Vederli entrare in classe con i banchi uniti, senza mascherine, loro erano contentissimi. Abbiamo fatto un passaggio all'interno appunto delle classi e loro erano veramente euforici. Poi vedere anche noi stessi insegnanti, non eravamo abituati a vedere i sorrisi. Parliamo anche di trasporto scolastico, in particolare di agevolazioni per gli studenti delle scuole superiori. Dolomiti Bus, l'azienda di trasporto bellunese, è impegnata con la campagna abbonamenti a seguito dell'approvazione, dell'attivazione del progetto Investi Scuola, mettendo a disposizione biglietterie con orario prolungato e prossimamente anche una procedura online. Rifinanziato Investi Scuola, che permette agli studenti bellunesi di acquistare titoli di viaggio per i bus a prezzo calmierato. L'intento dopo la pandemia è stato quello di dare un segnale di vicinanza alle famiglie, spingendo verso l'utilizzo del mezzo pubblico. Ad averne diritto gli studenti residenti in provincia di Belluno, frequentanti una scuola secondaria, pubblica o privata, o un centro di formazione professionale regionale che utilizzino il servizio di trasporto pubblico locale per raggiungere il proprio istituto scolastico. Gli abbonamenti vengono tutti allineati alla fascia chilometrica più bassa a prescindere. Il mensile costa quindi 36 euro, il 10 mesi 295, il 12 mesi 330 euro e mezzo. Sono rimborsabili anche gli abbonamenti sottoscritti con aziende di trasporto pubblico locale non convenzionate o con aziende di trasporto ferroviario. In questo caso la maggiore spesa sostenuta sarà rimborsata direttamente dalla provincia su richiesta da far pervenire all'ente entro il 14 luglio 2023. Le biglietterie di Belluno, Agordo, Feltre, Caralto e Cortina d'Ampezzo stanno facendo gli straordinari per ricevere tutte le richieste. Nella sola prima giornata sono stati infatti sottoscritti quasi 700 nuovi abbonamenti. Parte, in leggero ritardo, ma parte, e questa è la cosa importante, la possibilità per le famiglie di fare l'abbonamento a prezzi calmierati per i ragazzi che vanno a scuola. Questo grazie appunto all'Investi Scuola, ossia il progetto che è stato rifinanziato anche quest'anno grazie alla sinergia di Fondo Comuni Confinanti e Consorzio BIM. Confermato anche il supporto economico per eventuali affitti. Gli studenti che sostengono delle spese per l'alloggio distanti almeno 35 km dalla residenza possono chiederne il rimborso alla provincia per un importo annuale massimo di 1.000 euro. Inoltre stiamo studiando una modalità di agevolazione per quei ragazzi che hanno dovuto o che devono spostarsi a scuola nei primi giorni di settembre senza aver potuto ancora sottoscrivere l'abbonamento con Investi Scuola. Credo che questa sia davvero una misura a favore della montagna e delle terre alte, visto che l'abbonamento per il trasporto sui mezzi pubblici vale per tutti lo stesso prezzo, indifferentemente dai chilometri percorsi. Siamo entrati così nel tema dei rincari, la crisi energetica, gli aumenti delle bollette e Confcommercio lancia un allarme sui prossimi mesi che saranno terribili. Il tema dei rincari sui costi di energia elettrica e gas è un problema che con l'approssimarsi della stagione fredda sta assumendo proporzioni inquietanti. Famiglie, amministrazioni pubbliche e commercianti costretti a fare i conti, nel vero senso della parola, con una crisi che il presidente di Confcommercio Bassano, Paolo Lunardi, definisce senza mezzi termini disastrosa. Abbiamo una montagna di telefonate che ci arrivano da tutti i colleghi, per cui la preoccupazione per come affronteranno il futuro, ci stiamo mettendo in moto per riuscire a trovare tutte le soluzioni per agevolarli, però effettivamente davanti a questi numeri la vediamo veramente dura. E intanto cresce, oltre alla preoccupazione, anche l'adesione a un movimento di sensibilizzazione dei commercianti nei confronti della clientela. Sono sempre di più coloro i quali decidono di esporre in vetrina le bollette del 2021 e quelle quadruplicate di quest'anno.
come ha detto bene lei, noi non volevamo fare una protesta, ma sensibilizzare la nostra clientela, che anche loro stanno soffrendo. Non vuole essere naturalmente una giustificazione di aumento prezzi, perché sappiamo benissimo che possiamo aumentare i prezzi, ma poi c'è un limite per cui il cliente non comprerà più, per cui noi dobbiamo ragionare soltanto per un eventuale aumento prezzi che ci permetta ancora di vendere. Qualora non riusciamo più, ecco il problema che ne parlavamo prima, ci saranno delle decisioni drastiche. Siamo nella fascia del pranzo, mezz'ora più, mezz'ora meno. In questi giorni sta circolando un'idea non nuova, peraltro, rilanciata dal premio Nobel Giorgio Parisi, il fatto che si possa cucinare la pasta portando l'acqua a ebollizione e poi spegnendo il gas, un modo piccolo ma insomma significativo per risparmiare. C'è chi è andato addirittura oltre, proponendo nel menù piatti non caldi ma freddi. Allora ci colleghiamo con Saccolongo, con la nostra Valentina Visentin, a te la linea. Sì, ciao buongiorno Mirko, sono qui all'interno del ristorante Il Console di Saccolongo con il titolare Vincenzo Allegra, che è stato anche uno degli animatori della protesta che c'è stata nei giorni scorsi davanti al Tribunale di Padova, con gli esercenti che hanno consegnato simbolicamente le chiavi dei loro locali. È cambiato il menù per far fronte al caro energia, piatti più freddi, anche un minor numero di ingredienti. Com'è cambiata la cucina in questi mesi? Abbiamo dovuto logicamente affrontare la situazione e cercare di contenere i costi al massimo, quindi si è partito con una limitazione del menù stesso, quindi abbiamo limitato il numero di piatti, quindi anche il numero di lavorazioni. Abbiamo capito che usare il forno, che è estremamente grosso e quindi consuma energia e gas, diventava un po' troppo complicato, e quindi si è cominciato a ragionare di fare piatti più veloci, più piatti spadellati, cotture più rapide, proprio per cercare di incidere molto meno sul costo del finale del piatto. Alcuni prodotti... Ridotta anche la frittura, che era uno dei capisaldi della cucina, per esempio. Siamo un ristorante padovano, ma a Padova, ma fa molta cucina siciliana, papà è palermitano, abbiamo puntato molto su questo tipo di cucina che lavora molto sulla parte frittura, e a un certo punto siamo passati a pagare, mettiamola come un pieno della macchina, 30 euro del pieno della friggitrice, oggi costa circa un centinaio di euro. Questo vuol dire che l'incisione sul prodotto finale era estremamente importante e logicamente fare 2-3 cambi di olio alla settimana diventava estremamente dispendioso. Abbiamo quindi dovuto limitare il numero di prodotti che andavamo a friggere, proprio per riuscire a non esagerare con il costo, se no al fine del mese diventava quasi come il costo dell'energia elettrica, e quindi solamente fritture, patate fritte, ma dopo tutto quello che è la parte siciliana si è andata un po' a restringere, proprio per riuscire a dare spazio a questi prodotti che per noi sono sempre stati cavalli di battaglia. E su tutto si può fare, su tutto no. Ad esempio la pizza è molto complicato, trovare un modo per diminuire il costo di una margherita è quasi impossibile se vuoi utilizzare dei prodotti di una certa qualità, e il costo delle materie prime sulle pizzerie è estremamente esploso. Anche il costo della legna, siamo passati da un 160 euro di un bancale dell'anno scorso, oggi paghiamo 320 euro un bancale, con anche la difficoltà di trovare e reperire la materia prima. Ci sono colleghi che fanno difficoltà proprio. Però è poi il cane che si morde la coda, perché se voi aumentate i prezzi, io cliente vengo meno volte a consumare. È un discorso che fai anche tu, perché da ristoratore però a tua volta ti trovi a frequentare i locali. Se si alzano i prezzi si compra meno. Sono un imprenditore quando sono nel mio locale, ma sono un utente finale quando esco da questo posto e consumo a mia volta nel supermercato, nel ristorante, e quindi la nostra preoccupazione come ristoratori è ovvio il costo sull'impresa, ma ecco, siamo coscienti del fatto che c'è una difficoltà che è generalizzata. Cioè, lo stesso problema io lo incontro quando esco con la mia famiglia di 4 persone. Il costo del conto finale che vado a spendere logicamente incide molto, soprattutto sul fatto che abbiamo degli stipendi che sono fermi per i nostri dipendenti, per chi ha lo stipendio logicamente è fermo da diverso tempo. Per noi alzarlo di nostra volontà è complicato, veniamo da 2 anni difficili già di pandemia, prestiti, costi, un'economia di guerra che ci sta dando un salasso estremamente forte. Come associazione di categoria è 1 anno e più che stiamo chiedendo allo Stato che
diminuisca il cuneo fiscale non all'azienda ma al dipendente, perché un 200 e un una tantum a luglio è una goccia nel mare. È necessario rimettere più soldi nella tasca degli italiani per potergli permettere di andare a spendere, di poter uscire, di poter essere mediamente più sereni. In questo momento, quando una famiglia comincia a essere in difficoltà, sappiamo che noi stessi saremo in difficoltà, perché vedremo il risultato nelle nostre attività, che saranno sempre meno frequentate, o se non meno ancora frequentate magari in questo periodo. Vediamo che i consumi cominciano a essere inferiori, e a ragion veduta logicamente. Vi aspettavate dei provvedimenti che però non sono arrivati? Aspettiamo da un anno provvedimenti, anche perché da un anno che la problematica corrente è sul piatto. Non è nata con la guerra in Ucraina, perché noi soffriamo di un aumento drastico del costo delle utenze già da luglio dell'anno scorso, ed era un grido d'allarme che era già stato lanciato da settembre-ottobre con i vari luci in cena, luci di candela, quindi è una cosa che era già presente. La guerra l'ha rafforzata questa situazione. Ad oggi però abbiamo un'interlocuzione che è quasi sparita, cosa che non è stata tanto diversa durante il periodo Covid. Ci siamo ritrovati spesso a parlare con la politica, che in un modo o l'altro è sempre stato un passaggio di responsabilità, ma io non sono al governo, io non sono all'opposizione, siamo una minoranza, una difficoltà ad avere un colloquio serio e che venissero accolte nelle proposte che venivano fatte. Oggi chiediamo una diminuzione del cuneo fiscale, stiamo chiedendo che non venga dato un una tantum. Oggi abbiamo un piccolissimo aiuto sulla corrente elettrica, che è un 15% sulla differenza fra il 2019 e il 2022, ma è veramente irrisorio, che possiamo ottenere sempre solo se paghiamo le bollette immediatamente. Se andiamo a rateizzare rischiamo di non poterlo neanche ottenere, ma oggi ci sono valori di bollette talmente alte che c'è una difficoltà a non rateizzarla, quindi oltre il danno anche la beffa di non poter vedere neanche riconosciuto quel piccolo contributo. Abbiamo fatto una serie di richieste alla politica, ad oggi siamo inascoltati. Vediamo partiti che discutono su queste prossime elezioni, il Paese sta andando verso una situazione sempre più difficile, e oggi non c'è nessuna proposta seria. È di ieri il fatto che non è stato accettato nessun prezzo, non è stato messo nessun cap sulla corrente elettrica. Questo vuol dire che la corrente elettrica e il gas continueranno a crescere. Non è stato fatto uno scostamento di bilancio per mettere soldi in tasca alle attività. Pochi giorni fa la Germania ha messo sul piatto una terza tranche, 65 miliardi di euro, per aiutare imprese e privati. Noi stiamo ancora discutendo se siamo in grado di mettere sul piatto 8-9 miliardi, perché stiamo aspettando che venga fuori cosa ha tirato ad agosto lo Stato di tasse. È follia. In queste condizioni, per avere un governo che adesso sta andando chiudendo il suo percorso, il prossimo con ogni probabilità comincerà a ragionare o a essere operativo verso la fine di novembre. Vuol dire che fino a novembre siamo in questo limbo, con le bollette esplose, una situazione ingestibile e una difficoltà reale e seria, perché oggi come oggi, già con 2 anni di pandemia alle spalle, non abbiamo più quella capacità di sostenerci finanziariamente per così tanto tempo con questi costi. Se questa fosse l'ipotesi, come associazione abbiamo già valutato che su Padova perderemo circa un 20% di attività, si trasforma circa in 2000 posti di lavoro, è un grosso problema, con attività che dovranno scegliere, come abbiamo fatto noi in questo momento, di chiudere una parte della settimana per poter contenere i costi, o addirittura già in previsione probabilmente per molte attività chiudere nel periodo invernale, perché quando sommeremo il costo della corrente elettrica e il costo del gas, quando accenderemo i riscaldamenti, ci accorgeremo che la situazione è ingestibile. Bisognerebbe parlare probabilmente con chi fa il panificatore in questo momento, che questa situazione la vive già da sempre, perché usa tanta corrente quanto gas. E questo insomma è il grido di allarme dei ristoratori, un grido che noi facciamo sentire e che speriamo di fare da amplificatore e rimandarlo alla politica perché dia una risposta. Da Sacco Longo è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Valentina Visentin, grazie al tuo ospite. Noi adesso andiamo in pubblicità, ma tra poco parliamo di fioriture fuori stagione.
Ancora ben trovati in Focus TG, l'ultima parte della puntata dell'edizione di oggi. Parliamo di mele e pere, frutti tipici del mese di settembre, assieme anche all'uva evidentemente. Travolti dai rincari dei costi dell'energia, molti produttori stanno lavorando in perdita. Chi sopravvive lo fa grazie alla vendita diretta che in qualche modo riduce la filiera. Ecco l'esperienza nel Padovano. Mele rosse di settembre quasi pronte per il raccolto accanto a mele fuji che stanno maturando. È la stagione delle mele, questo periodo che già profuma da autunno. Peccato che molti produttori stiano facendo i conti con buoni raccolti ma lavorazioni in perdita. Purtroppo i costi di produzione sono aumentati dal 70 all'80 anche al 150% per quanto riguarda anche il carburante, ma anche per quanto riguarda le concimazioni. Produrre un chilo di mele oggi all'agricoltore costa dai 35 ai 40 centesimi al chilo, quando poi, se gli va bene vendere alla grande distribuzione, loro vendono nelle piattaforme, come lei diceva, a 25-30 centesimi. La crisi maggiore nella bassa padovana, Castelbaldo, dove le mele si coltivano su un'estensione di 388 ettari. Qui siamo a Campodarsego, nell'Alta Padovana, dove Fabio Carraro da 30 anni produce frutta di stagione per la vendita diretta al consumatore. Anche per lui notevoli i rincari. Quest'anno con l'aumento dei rincari, con i rincari del costo dell'energia, stiamo ancora valutando di quanto aumenteranno, perché sicuramente aumenteranno. Faccio presente che le mele hanno bisogno di continua irrigazione. Non sto qui a dire della siccità di questa estate. L'irrigazione è un motore elettrico che ha funzionato per mesi quasi ininterrottamente, quindi stiamo a vedere, ma sicuramente ci saranno dei costi in più e stiamo aspettando le sorprese delle prossime bollette. Un'azienda piccola questa, dove si segue la stagionalità del prodotto e tutto serve per garantirne la qualità. L'antigrandine è, diciamo così, l'assicurazione per avere un raccolto salvo. Dopodiché appunto tutto sta a vedere come va la produzione e come va la vendita. Nel mio caso, che faccio vendita diretta, riesco diciamo così a spuntare dei prezzi migliori rispetto ai colleghi, abbiamo appena parlato di Castelbaldo della Bassa Padovana, che invece pur avendo delle ottime aziende e pur facendo un prodotto veramente eccezionale sotto tutti i punti di vista, non sono giustamente remunerati delle loro fatiche e del loro impegno. In un quadro generale di calo degli acquisti, con molti cittadini costretti a rinunciare alla frutta per il suo costo, è diversa la percezione dei venditori diretti. Vediamo che pur avendo i clienti magari comprato un po' meno, tuttavia la gran quantità di clienti e anche il passaparola fa sì che noi piccolini non abbiamo risentito più di tanto di questo calo delle vendite. La soddisfazione nostra è che molti clienti ci vengono a dire: per fortuna ci siete voi agricoltori che fate la vendita diretta, altrimenti non so come faremmo. Si dice che non ci sono più le mezze stagioni, che le stagioni sono cambiate, che il clima sia cambiato, insomma è evidente, veniamo da un'estate torrida, molto siccitosa, sono arrivate le prime piogge anche questa mattina, alcuni scrosci nella pedemontana veneta, poi il cielo si è ampiamente aperto. Allora, quello che io già vedo dall'anteprima non è un viaggio nel tempo, cioè non vi faccio tornare alla scorsa primavera, ma è un'immagine proprio di questo momento con una fioritura in corso. Allora abbiamo mandato sulle colline di Marostica il nostro Alex Giuliano. Buongiorno Alex, con il tuo ospite. Grazie per la linea, noi siamo sulla salita della Rosina, siamo zona San Floriano, per capirci, nella parte alta di Marostica, e iniziamo questa nostra diretta con una citazione di Pablo Neruda. Perché? Perché il poeta diceva: vorrei fare con te quello che la primavera fa con i ciliegi. Ebbene, questo perché? Perché si è verificato un fenomeno particolare, un fenomeno molto curioso qui nel terreno del signor Rinaldo Pianezzola, perché come potete vedere alle mie spalle i ciliegi sono già fioriti, un fenomeno che normalmente si verifica fra marzo e aprile, invece adesso siamo nei primi giorni di settembre. Ebbene, gli alberi hanno già iniziato a far vedere, a mettere in mostra i loro straordinari fiori, così suggestivi, così coreografici. Signor Rinaldo, questo
è un bellissimo spettacolo, però mi diceva che per la pianta questo è un problema perché il frutto è destinato a morire. Così dicono, perché quando fiorisce in autunno è facile che muoia la pianta. Ci sono state che tipo di sensazioni quando lei ha visto i ciliegi in fiore in un periodo, mese di settembre, assolutamente non abituale? Cosa ha pensato quando è venuto qui nel suo terreno? Che hanno tanto sofferto il caldo. Questo. Sì, non so se l'anno prossimo fanno i ciliegi di nuovo. Comunque sono destinate a morire queste. È stata una stagione particolare quella di quest'anno, tanto caldo, siccità, acqua, questo ha inciso in maniera tale da scombussolare un po' anche il ciclo della natura. È stato tutto quello, tutta la siccità e tutto insieme, insomma, ma soprattutto scarsità di acqua. Senta, oltretutto il signor Rinaldo ha la fortuna di avere una sorgente qui a pochi passi, insomma, per poter irrigare il suo terreno, ma effettivamente sono stati mesi difficili. Quanto complicato è anche riuscire a mantenere in vita tutto questo? Difficilissimo, anche perché le piante sono tante e c'è l'orto che bisogna beverarlo tutte le mattine e poi se resta acqua gli diamo alle piante e quei fruttari. Senta, invece per quello che riguarda il raccolto delle mele, come sta andando? Ma raccolto delle mele, io non ho tante mele per casa così, ma quest'anno non ce n'è. Adesso che andiamo a vedere c'è la fioritura e anche mele su, quelle poche mele che c'è, e ci sono insieme fiori e mele vecchie e fiori nuovi praticamente. E insomma, noi avete intuito, fra poco continueremo il nostro tour all'interno di questo straordinario appezzamento dove c'è un orto, dove c'è tanti alberi da frutto, tanto verde che crea veramente una cornice straordinaria per gli amanti della natura. Mi diceva il signor Rinaldo anche tanti ulivi, quindi continueremo a esplorare la zona. Sta di fatto che alle mie spalle questo spettacolo, lo spettacolo dei fiori di ciliegio, è qualcosa di più unico che raro, è qualcosa che però abbiamo capito dalle parole del signor Rinaldo Pianezzola è sì bello, ma è anche fatale per la pianta. Una complicazione in più, una difficoltà in più per chi lavora nel settore agricolo e per chi insomma ha dovuto affrontare le difficoltà di cui abbiamo spesso parlato durante i nostri spazi dedicati all'approfondimento e all'informazione. Se non avete altre domande, da San Floriano, siamo nella parte alta di Marostica, è tutto, vi ricedo la linea, noi andiamo a fare un altro giro. Grazie Alex, grazie anche al signor Rinaldo, insomma davvero una situazione anomala nel territorio. Cambiamo completamente pagina, parliamo di Carabinieri. È di origini bassanesi il nuovo comandante provinciale dei Carabinieri di Belluno, si chiama Enrico Pigozzo, ha assunto l'incarico lunedì subentrando al colonnello Rastelli che invece è stato trasferito a Padova. 47 anni compiuti lo scorso 6 agosto, originario di Bassano del Grappa, il colonnello Enrico Pigozzo è il nuovo comandante provinciale dei Carabinieri di Belluno. Nella sede di Viale Europa è iniziata la staffetta tra ufficiali. Oltre al nuovo comandante che subentra Francesco Rastelli, in partenza ci sono il capo ufficio comando a Belluno, colonnello Tovazzi, il colonnello Stabile, comandante del reparto investigativo, e il comandante della compagnia di Cortina Biasione. Alla caserma Giarnieri tornerà il reparto operativo che include il nucleo investigativo informativo e a dirigerlo sarà Cristian Costantini, oggi comandante del nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Venezia. Il neocomandante provinciale dell'Arma ha iniziato le visite ufficiali di presentazione, vicinanza alla gente e al territorio senza scordare l'impegno con le Olimpiadi 2026, una sfida che impone rigore su sicurezza e legalità. È uno dei nostri obiettivi, garantire ai nostri cittadini la serenità di vivere nel loro territorio perché possono produrre, vivere e garantire prosperità a ciascuno, alla propria famiglia e alla società. Pigozzo, un lungo e importante curriculum alle spalle, ha intrapreso la carriera militare nel 96, è stato tra l'altro impiegato nella missione NATO Joint Force in Bosnia-Herzegovina e al suo rientro in Italia è stato ufficiale di collegamento in occasione del terremoto in Molise nel novembre del 2002. Ha svolto servizio nelle zone calde del paese, in Calabria e in Sicilia, e dal 2013 al 2016 è stato comandante della sezione antidroga del nucleo investigativo di Roma e di seguito comandante del reparto operativo dell'Arma a Bolzano. 3 anni fa, con il grado di tenente colonnello, Pigozzo
Pigozzo ha ricoperto l'incarico di capo della sezione di polizia militare NATO. La festa di ieri, dell'8 settembre, la Natività di Maria, secondo il calendario liturgico della Chiesa Cattolica, è festa patronale in moltissime località del nostro territorio. Una delle principali è certamente Vicenza, con il santuario di Monteberico al centro. Nella messa solenne il vescovo di Vicenza, Monsignor Beniamino Pizzol, ha sottolineato il momento storico difficile che stiamo attraversando, richiamando ancora una volta il valore della pace. Un popolo in preghiera. 8 settembre, voci, immagini. La storia si ripete, una storia di fede, di devozione, di vicende straordinarie che legano i vicentini a Monteberico, al santuario, a questa sommità di colle, a 124 metri sul livello del mare, in sospeso tra il cielo e la terra, dove nel 1426 per la prima volta apparve la Madonna. E così anche oggi, anche questo 8 settembre del 2022, Vicenza si ferma per celebrare la sua Madonna. Un momento di riflessione, di silenziosa attesa, di immobile preghiera, in questa antica oasi spirituale in cui la corsa del tempo rallenta e così la pagina di storia che stiamo vivendo diventa più chiara, più nitida. Si è aggravata la situazione a causa della guerra in Ucraina e le conseguenze poi anche sulle fonti energetiche che ci fanno prevedere magari un inverno più faticoso. Un inverno più faticoso, nuvole scure sopra un orizzonte indecifrabile, un futuro imprevedibile. Durante la messa solenne con il sindaco, il prefetto, le autorità e le personalità, il vescovo, Monsignor Beniamino Pizzol, trova nel mistero del tempo che passa, in quel che accade oggi, l'eco di quel che è già successo in passato. Ho citato proprio Michea, siamo nel 700 a.C., dove il popolo ormai è quasi allo stremo perché ci sono gli eserciti assiri che stanno per impossessarsi del popolo, le autorità non si comportano come dovrebbero e lui annuncia la nascita di un bambino, probabilmente il figlio di un re, ma come dire, ogni creatura che nasce, intanto dice che Dio non è ancora stanco di noi e questo è importante, ma ogni creatura che nasce è un futuro che noi ci auguriamo futuro di pace, che è il termine poco usato anche in questa campagna elettorale, perché si parla più della guerra in Ucraina, si parla dei conflitti, si parla di bombardamenti, si parla dei profughi, ma noi dobbiamo veramente avere come segno quindi di negoziati dell'ONU, delle capacità di sedersi ai tavoli e ragionare insieme. Noi ci auguriamo che in questo anno questo possa accadere, cioè pace e giustizia. Come abbiamo visto anche dalle immagini della celebrazione, erano tantissimi pellegrini accorsi a Monteberico, ognuno con la sua intenzione di preghiera. Cosa siamo venuti a chiedere? Che le cose migliorino un po', visto che la situazione è diventata complicata. La prima cosa che si chiede è la salute e quando c'è salute c'è tutto, dopo il resto viene di conseguenza e dipende molto dalla nostra buona volontà di fare le cose. Per me ho la mamma che ci sta lasciando in questi giorni sicuro, e così solo perché non soffra. Prima di tutto la pace, perché in questo momento non mi sento tranquilla e serena della situazione che c'è in questo periodo. Per me il mio pensiero è questo, è la Madonna del Monteberico che ci dia una mano. Sicuramente bisogna chiedere che le cose vadano meglio e anche a livello sociale c'è molto bisogno di aiuto e niente, sicuramente che sia un anno migliore, che sia un anno con più pace e con più serenità, positività. La pace innanzitutto per tutti e poi anche il lavoro. Sicuramente il lavoro per tutti. Occorrono tante grazie quest'anno perché la situazione è difficile, penso per tutti. Sa cosa ho notato? Non ho mai visto tanta gente normale tendere la mano. Eravamo abituati gli anni scorsi ai classici
chiamiamoli barboni o comunque gente diversa che noti subito. Quest'anno mi ha colpito almeno una decina di persone vestite perfettamente normali che chiedevano l'elemosina, mi ha dato da pensare. Questo è il messaggio che ricevo dalla giornata di oggi. Ma a Monteberico non sono saliti solo i pellegrini, ma anche alcuni personaggi vestiti con una tunica con la croce svolgendo il servizio d'ordine. Sono i Templari. Ci spiega chi sono e cosa fanno il loro presidente nazionale che ha partecipato ieri alla messa. I Templari non solo ci sono ancora, ma sono presenti in Italia in oltre 150 diocesi e ormai in tutto il mondo. Siamo più di 3.000 e diciamo che il nostro carisma è lo stesso degli antichi frati cavalieri templari del Medioevo. Siamo profondamente mariani, quindi siamo presenti con il nostro servizio gratuito nei più importanti santuari italiani e francesi, per esempio. Quindi dove c'è la Vergine Maria, i Templari ci sono e ci saranno sempre. Dalla festa della Madonna alla festa, speriamo, dello sport per il derby tra Vicenza e Padova. C'è stata una riunione con il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza. La partita è in programma domani alle 20:30. Molti tifosi biancorossi del Vicenza arriveranno allo stadio Euganeo, degli ospiti dei biancoscudati. Venduti 3.680 biglietti, di cui 2.239 agli ospiti, a cui si aggiungono i circa 2.000 abbonati. È stato previsto anche un aumento e un rafforzamento dei servizi di vigilanza e degli steward. Saranno fatti anche controlli straordinari sulle strade tra Padova e Vicenza e sui mezzi di trasporto pubblici. Unico grande assente ancora la curva sud, che al momento non è ancora pronta. Lo sport ancora, con la grande atletica senza barriere in arrivo a Cassola domani e domenica. Grande atletica senza barriere a Cassola il prossimo fine settimana, con la partecipazione di ospiti d'eccezione. Si inizia sabato 10 settembre con la quarta edizione del Serenissima Parathletic Meeting, il cui programma affianca gare per normodotati, paralimpici e paralimpici intellettivi. Domenica 11 ci sarà l'inaugurazione della mostra fotografica La bellezza dei nostri sogni, con scatti che ritraggono il mondo degli sport paralimpici, allestita allo Spazio Creta di Cassola. Al pomeriggio si torna allo stadio di San Giuseppe con il Mennea Day Veneto. Il nostro comune è stato il primo del territorio che ha approvato il piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche, che ha favorito di molto anche l'approccio con gli atleti paralimpici che hanno cominciato a frequentare Cassola e a frequentare questi meeting molto importanti per noi. C'è bisogno di un cambiamento di mentalità. Sì, in questi anni fortunatamente sono cambiate tante cose, la cultura è davvero cresciuta rispetto alla cittadinanza, rispetto alle persone con una disabilità, ma c'è ancora molto da fare. Sono ancora troppe le persone con disabilità che per vari motivi non si avvicinano allo sport. Abbiamo constatato che i problemi maggiori li troviamo nella disabilità intellettiva e per avvicinare le persone con disabilità intellettiva allo sport dobbiamo sensibilizzare, dobbiamo convincere le famiglie. Le famiglie hanno un grande ruolo su questo. Più eventi per una sola parola che racchiude passione, sacrificio, bellezza, forza, gioia, condivisione. Semplicemente sport. Sport e solidarietà si legano invece a un altro evento in programma il 18 di settembre. La Camminare per la Vita torna dopo lo stop per la pandemia e l'iniziativa è per aiutare i bambini ammalati. È una camminata particolare, lo spirito, quello che a noi piace è proprio quello di dare la possibilità a tutti di partecipare, non è competitiva assolutamente ed è anche un momento così di riflessione, di condivisione, di amicizia e senza dimenticare mai la solidarietà. E la solidarietà è il fulcro di questo evento. La raccolta fondi avverrà tramite l'iscrizione alla camminata e l'acquisto delle magliette o del cestino picnic per il pranzo. Un'edizione questa che conta un record di donazioni. Noi siamo consapevoli del fatto che ad oggi la raccolta
data dai nostri sostenitori sia privati che aziende è stata importante, per cui siamo fiduciosi che quest'anno sarà un anno molto importante a livello di donazione. Sede dell'evento il Parco Sant'Artemio, da dove partirà la camminata divisa in 2 percorsi. Sono 2 percorsi, uno breve di 4 km, uno di 10 km, il percorso lungo. La prima parte sarà tutta assieme, quindi il percorso da 4 e da 10 saranno assieme, all'altezza della chiesa della Madonnetta si divide. Il percorso lo studiamo assieme, cerchiamo di mettere il verde prima di tutto, il posto, la parte storica di Treviso. Percorsi accessibili davvero a tutti, nessun impedimento per le persone diversamente abili, ma soprattutto aiuti dei volontari presenti ad ogni incrocio del percorso. Un evento solidale che ci ricorda che anche nelle differenze siamo tutti uguali. Tutti insieme siamo un gruppo forte e il fatto di camminare insieme agli altri dà la possibilità agli abili di capire che siamo tutti uguali, perché dentro i nostri sentimenti sono uguali. In questo fine settimana si conclude a Vicenza l'esperienza dei centri estivi, una realtà che ha coinvolto nelle scorse settimane circa 25.000 bambini, quindi ci si aspetta anche qui una grande festa. Sabato 10 dalle 15 alle 19 presso il Parco Querini avremo una grandissima festa di tutti i centri estivi della città. I bambini con le loro famiglie potranno venire liberamente, ritrovare i loro compagni, ritrovare le persone che li hanno accompagnati durante l'estate in momenti gioiosi ed educativi. È la prima volta che il Comune di Vicenza organizza un evento finale come questo. Sancirà ufficialmente la conclusione dell'attività estiva proposta per i ragazzi proprio a ridosso dell'inizio del nuovo anno scolastico che comincerà lunedì. A Parco Querini sabato saranno presenti tutte le associazioni che hanno coinvolto gli oltre 26.500 bambini che hanno partecipato alle diverse attività sportive, ludiche e culturali. Per un'edizione di successo è tempo di sottolineare qualche dato dal bilancio. Quest'anno abbiamo avuto ben 31 centri estivi, 26 a tempo pieno, quindi abbiamo dato un servizio capillare in tutte le circoscrizioni, in tutte le zone della città. Abbiamo fatto, direi, centri estivi a chilometro zero, richiestissimi. Passiamo da 22-23 dell'anno scorso a 31, quindi il trend è di successo, è in crescita, l'offerta è stata proprio capillare e ben gradita da tutti. Concludiamo con la musica. Red Canzian, bassista per decenni dei Pooh, donerà al suo paese natale, Silea, alle porte di Treviso, un appuntamento da non perdere, un concerto che permetterà di ripercorrere le tappe, i grandi successi della sua carriera, quella dei Pooh, e sarà il primo concerto di Canzian proprio a casa sua, un sogno che si realizza. Si torna a casa per la prima volta a fare un concerto veramente a casa, perché siamo in linea d'aria a 1 chilometro da casa mia e quindi è bellissimo che Silea, il sindaco, l'assessore abbiano accettato di fare questo regalo alla cittadinanza, perché era una mia voglia da tanto. Torna a casa Red Canzian, questa volta con un dono prezioso custodito negli anni dal canto della sua voce e le note del suo iconico basso. Un concerto il 24 settembre agli impianti sportivi comunali di Silea per ripercorrere le tappe e successi della sua vita e carriera, accompagnato virtualmente da tanti altri artisti. Nel concerto ci sono molti duetti virtuali con Mario Biondi, con Enrico Ruggeri, con Marco Masini, con una sezione di fiati che ha lavorato con i Pooh tanti anni fa, e soprattutto un duetto con Stefano Dorazio, il mio collega che non c'è più, ed è l'ultimo regalo che lui mi ha fatto prima di andarsene, ed è ogni sera molto commovente, molto toccante, bellissimo, perché quando alla fine esce dal video con quella mano che saluta è esattamente come l'ho visto l'ultima volta io. Una mano che saluta, oggi forse da un po' più in alto, quella di Stefano Dorazio, dopo 40 anni di palchi e ricordi. E in questo concerto, dalle forti emozioni, ad accompagnare Red Canzian, un team speciale. È un concerto in famiglia perché ho mia moglie in regia, mia figlia che canta e fa i cori, mio figlio che suona la batteria, e poi ho 2 musicisti che sono come 2 figli anche loro, perché Alberto Milani è di Pordenone e Vanni Antonicelli è uno che è entrato con un tale entusiasmo nella mia vita che è bellissimo suonare con lui.
Quando la passione supera ogni ostacolo. Questo è il titolo del tour, che poco tra le righe vuole gridare a una ripartenza anche personale, dopo una difficile sfida che lo ha visto combattere questa volta fuori dal palco. È stato un anno poco divertente, nel senso che a gennaio, quando siamo partiti con le prove e la partenza del musical Casanova, che mi era costato 3 anni di lavoro, io sono stato ricoverato per 2 mesi in ospedale. Però da lassù qualcuno ha voluto che tornassi a fare il mio mestiere, le interviste come adesso. E allora in bocca al lupo a Red Canziano per questo concerto alle porte di casa. Prima di salutarci, uno sguardo al bollettino di questa mattina di Azienda Zero per quanto riguarda il Covid, ulteriore discesa, 1781 i nuovi casi nelle ultime 24 ore, si scende a 37.309 casi per quanto riguarda gli attualmente positivi. La situazione degli ospedali con ulteriori segni meno, 566 ricoverati in area medica, 29 in terapia intensiva, 2 i decessi delle ultime 24 ore. È tutto dunque per questa edizione di Focus TG, che torna puntuale domani alle 12. Gli appuntamenti di oggi con l'informazione su Rete Veneta, come di consueto alle 18.50 con TG Bassano, alle 19.15 con TG Vicenza. A voi tutti grazie per l'attenzione, buona giornata.